adesso. Ma adesso vi racconto una storia, la storia di Gloria. Gloria fa la gondoliera a Venezia ed è anche una nonna sprint, è una donna di carattere con una grande forza anche fisica, perché fare la gondoliera è faticoso, guardate. Oggi sono a Venezia per raccontare la storia di una nonna davvero speciale. Sto cercando Gloria la regatante. Sono io. Benissimo, posso salire? Certo, ti aspetto. Grazie. E sprint lo è davvero. Perché ho iniziato a 23 anni e mi sono resa conto che non conoscevo la mia città e quindi attraverso il remo ho potuto conoscere la storia e le origini. Che difficoltà c'è ad essere regatante donna? La difficoltà principale è cercare di equilibrare la famiglia e il lavoro con gli allenamenti, dopodiché la passione che ti porta a non mollare. Ci vuole un fisico bestiale. Gloria, come tutti gli atleti, ha un segreto, nel suo caso molto particolare. Io ho un personal trainer che forse vale più della tecnica di Voga e io ci tengo molto. Si chiama Daniele. Per bere e per fumare, sai. Daniele, cosa c'è sul banco che oggi potremmo consigliare a Gloria di comprare per tenersi in forma? Con la bella stagione che arriva, innanzitutto parliamo di una bella insalata. E cosa c'è di meglio che una buona insalata di carciofino violetto di Sant'Erasmo, locale, tipico, fresco e buono. 2 foglioline di menta e il gioco è fatto. Ciao, come sei stato? Bene a casa? Anche lui viene in barca, Io provengo da una famiglia che Remi Forcole non ne sapeva. Forse qualcosa avevamo in comune perché siamo venditori di mobili e quindi il legno è stata una passione di famiglia. Però io mi ricordo che l'ho scoperto a 23 anni per caso, perché il mio attuale marito, che era fidanzatino, mi ha portato su una remiera, così a provare. Io sono salita in barca e mi sono trovata come fossi sempre stata su una barca. A un'altra donna, e quindi da donna a donna, consiglieresti questo mestiere? Personalmente no, lo vedo faticoso e poi anche bisogna essere forzuta, quindi bisogna allenarsi, perché tenere dei turisti con le giornate di bora, perché i gondolieri lavorano tutto l'anno, di vento, tenere una gondola in canale tra moto ondoso e motoscafi, secondo me è una grossa responsabilità. Chiudiamo con una frase in dialetto che richiama in qualche modo il mestiere del gondoliere o la laguna. Voghemo che il nostro onore è cominciato da Remo. Voghiamo che il nostro onore è cominciato da Remo. La cattiveria di Alessi che è riuscita a dire di questa signora che può salutare perché c'ha il braccio muscoloso, l'hai detto tu Alessandra. Tonico, non Ho muscoloso. detto bicipiti pazzeschi, bellissimi. Vero. E lui ha detto metti il collan per avere... Ma no, cos'è che ho detto? puoi mettere giù il sale, sai che tutte le donne non sì. usano il sale, ma non perché hanno paura di ingrassare, perché non possono fare, perché Perché c'è il sbatte se braccio che balla quando metti il sale, è meglio mangiare insipido. Va bene.